Zainetto e giacca chiara, il look ricorda quello della campagna elettorale del 2012. Rosario Crocetta si presenta così in conferenza stampa, pronto, deciso a non mollare, anzi ad andare avanti ancora con maggiore convinzione. Abbiamo salvato la Sicilia, ha detto il presidente della regione, non può essere deciso da congiure di palazzo. Mi candido come 5 anni fa. In questo momento, ha poi aggiunto il governatore, la mia è una proposta che faccio innanzitutto al PD. Inevitabile quindi la risposta al segretario dei Dem siciliani Fausto Reciti, che ha detto prima della scelta del candidato a governatore occorre definire la coalizione, un programma. Crocetta ha replicato: la coalizione c'è già ed è quella che mi sostiene ora, poi io voglio allargare la sinistra. Certamente la candidatura non la possono scegliere 4 capi correnti a Roma ed è inusuale che il presidente uscente non venga candidato. Crocetta ha anche sottolineato: sono pronto a fare le primarie e a sfidare chiunque, Davide Faraone, Giuseppe Lupo e chiunque si candidi. Crocetta nel corso della conferenza stampa non ha risparmiato critiche al Partito Democratico. Ecco la stoccata: il PD non decide e più che occuparsi di formare una coalizione finora ha fatto i viaggi della speranza. Alle regionali il megafono sarà presente con una propria lista e Riparte Sicilia è un contenitore, ha spiegato il governatore, che può prevedere anche altri movimenti che sono radicati nel territorio. Potremmo quindi presentare 2 liste, ma io non vorrei fare una corsa solitaria. Il PD comprenda che il mio non è né un distacco né un divorzio. Ho buoni sondaggi, il mio consenso è superiore a quello degli altri presunti candidati. Da solo mi danno tra il 22 e il 24%. Ed è snocciolando questi numeri che Crocetta ha concluso la sua conferenza stampa.